In questo video voglio parlarti di 3 step che puoi eseguire per portarti in uno stato interno di pace, di rilassamento, per far sì che i tuoi sintomi di dolore, ansia, preoccupazione non vadano ad aumentare, ma ad alleviarsi. E se questo che fai, che ti insegnerò a fare in questa sessione, riuscirei a farlo in modo automatico e persistente nelle prossime settimane, puoi eliminare totalmente i sintomi nociplastici. Quindi se stai soffrendo da dolori da emicrania, mal di testa, mal di schiena, mal di pancia, da diversi mesi e nessuna terapia è riuscita a darti una soluzione, questo esercizio, questi 3 step possono veramente portarti del beneficio che non avevi mai sentito prima. Chi sono io per dirti questo? Sono Veneziano Alessio, sono fisioterapista, specializzato nella cura del dolore nociplastico. Il mio approccio è un approccio psicosomatico, quindi mente-corpo, riuscire a comandare il corpo attraverso il nostro pensiero, il nostro mindset. Tutto questo è possibile perché il cervello è colui che crea e perpetua il dolore nociplastico. Non ci sono evidenze che il nostro dolore, il tuo dolore, i tuoi sintomi sono collegati a problematiche strutturali organiche del tuo corpo, quindi se sono psicosomatiche o nociplastiche, riusciamo a modificarle attraverso l'instaurazione di nuovi percorsi neuronali. Come facciamo per instaurare nuovi percorsi neuronali? Attraverso, per esempio, questi 3 step. Quindi voglio farti un esempio. Una delle modalità in cui tu entri, magari molto frequentemente nel giorno, è quello stato di ansia. Lo stato di ansia non è altro che uno stato di previsione di un futuro che ti sta facendo star male. Esempio, un'ansia da prestazione o un'ansia per qualcosa che potrebbe capitare nel futuro e stai cercando di controllarla, controllando quel futuro, ma è impossibile. Quindi molte delle ansie che abbiamo sono infondate, cioè cerchiamo di modificare nel presente qualcosa che succederà nel futuro. Quello che è il primo step è quello appunto di riconoscere. Quindi il primo step si chiama riconoscere. Riconoscere questo stato di controllo. Esempio, molti dei miei clienti hanno questa sensazione che quando il sintomo arriva, qualsiasi sintomo sia, vogliono controllarlo a tutti i costi, vogliono abbassarlo, vogliono eliminarlo. Ecco che alla fine i farmaci sono molto efficaci in queste situazioni di eliminazione del sintomo, ma non vanno a risolvere nel lungo periodo. Quindi vorrei darti dei tool, uno strumento per eliminare il sintomo dall'interno, dalle radici. E la radice è il tuo cervello. Quindi riconoscere che sei in uno stato di ansia è già il primo step. Qualsiasi ansia sia, esempio, devo dare una presentazione a lavoro o devo dare un esame, sono in ansia per quell'esame, ok, mi fermo un attimo, stoppo tutto e riconosco che sono in ansia per quella situazione lì. Il secondo step è quello di rilasciare. Rilasciare. Cosa devo rilasciare? Devo rilasciare quel pensiero, quella modalità in cui sono entrato, come rilasciare una pena, questo è il mio pensiero. Entro in quello stato in cui sono in ansia, sto pensando a quella cosa, mi fa stare ancora peggio. Ecco che quando entro lì devo lasciare quel pensiero e a quel punto il terzo stadio, il terzo step è quello di portarti all'interno del tuo corpo attraverso degli esercizi somatici. Esempio, uno dei più classici che si possono fare è quello di portare una mano sul cuore e iniziare a dare delle sensazioni al tuo cervello attraverso questa mano sul cuore. Quindi senti come sta battendo il cuore, senti come stai respirando in modo superficiale, stai respirando in un modo affannoso o addirittura non stai per niente respirando perché il tuo sistema era in uno stato di ansia e preoccupazione.
e sappiamo che quando sei in uno stato di ansia e preoccupazione, il battito può essere aumentato e il tuo corpo, il tuo respiro può essere molto superficiale e corto. A quel momento non cerco di modificare nulla, sto cercando semplicemente di osservare il mio stato. Non sto modificando e non voglio controllare quello stato, perché quando controlliamo, quando cerchiamo di controllare un qualcosa, lo stiamo rinforzando e basta. E questo è vero anche sia per il corpo, per il soma, per il tuo sintomo, che per il tuo pensiero. Quando entri in uno stato in cui, per esempio, hai ansia da prestazione per una presentazione che devi fare ed entri in quello stadio in cui sei cosciente che le persone di fronte a te ti ridicolizzeranno, che quello che starai dicendo non ha assolutamente valore, che stai dicendo delle fesserie perché nessuno gliene frega di quello che stai dicendo, entri in uno stato di ansia, di preoccupazione, e vuoi controllare quella cosa perché la stai pensando. E più la pensi, più la vuoi controllare e più ti controlla. Questo bisogna assolutamente eliminare e portare questo pensiero giù. Come lo puoi portare giù? Portandoti all'interno del tuo corpo. Quindi portandoti la mano qui sul cuore, il respiro è calmo. Facciamo un esercizio, per esempio. Se ti trovi in quella situazione adesso, o qualsiasi altra situazione di ansia, preoccupazione, la riconosciamo, portiamo una mano sul cuore, chiudo gli occhi, sento come sto respirando in modo affannoso, sto respirando in modo superficiale, ok, ne sono cosciente, mi medesimo in questo stato perché lo sto sentendo e più lo sto sentendo, più lo visualizzo senza controllarlo e più noto che nei secondi successivi questo stato cambia. Questo stato sta cambiando, il mio respiro forse sta diventando un po' più fluido e lo accompagno, lo sto accompagnando, non lo sto modificando, lo sto accompagnando. Il respiro diventa più lungo, il cuore diventa, ha un battito anch'esso più lungo, più rilassato, e dentro in questo circolo di rilassamento per qualche minuto. E sono qui. Se adesso tu chiudi gli occhi e mi segui, entrerai in uno stato di rilassamento profondo che sta rilasciando degli ormoni benefici al tuo corpo e quei sintomi che sentivi prima probabilmente adesso si staranno modificando. Vorrei che in questo momento quindi tu senta qualsiasi sintomo tu avevi di ansia, di dolore, dove adesso si sta spostando. E se non si sta spostando, tu continua a chiudere gli occhi. Se non si sta spostando, va bene lo stesso. Non dobbiamo modificarlo in alcun modo. Lo stai solo osservando. In questo momento stai modificando letteralmente come il tuo cervello comunica con il corpo, dandogli dei messaggi di sicurezza al corpo, semplicemente perché stai visualizzando quella parte del corpo senza giudizio. E mentre che sei in questa situazione, in questo stato, vorrei che entrassi ancora in uno stato leggermente più profondo, guardando per qualche secondo in più questo sintomo, questa sensazione nel corpo. Nota se sta pulsando, se si sta muovendo, se si sta espandendo o magari si è rimpicciolita. Qualsiasi cosa sia, va bene. Non sei tu a comandarla, non stai tu controllandola, la stai semplicemente osservando come osservare un acquario con dei pesci che si muovono all'interno. Questi pesci sono i tuoi sintomi, sono le tue sensazioni che sono assolutamente neutre in questo momento perché non ti stanno in qualche modo danneggiando, sono lì
che ti danno dei segnali. E più visualizziamo questi pesci, questi segnali, queste sensazioni, e più queste sensazioni si modificano. Nulla è persistente in questo momento. Il tuo respiro è lungo, rilassato. In questo momento stai dando dei segnali al tuo cervello che il tuo corpo è ok. E pian piano riporti la coscienza nel tuo focus al tuo respiro e pian piano apri gli occhi. Ecco che hai terminato una sessione di tracciamento somatico attraverso appunto l'esercizio dei 3 step. I 3 step sono riconosci la situazione in cui sei, riconosci il problema, riconosci che questo problema lo puoi modificare semplicemente rilasciando quel pensiero che ti stava facendo entrare in questo ciclo di tensione, ansia, preoccupazione, dolore. Quindi rilasci il secondo step e il terzo step è il rilassamento. Il rilassamento può essere sia cognitivo che somatico. In questo momento abbiamo fatto un rilassamento cognitivo e somatico insieme, perché ti sei portato, sei portata nel corpo attraverso il cuore, sei ritornata a casa, sei ritornato a casa e portando quindi il tuo focus ai tuoi sintomi, ai tuoi discomfort, al tuo corpo, sei riuscito a dare un segnale chiaro al tuo corpo che è ok. Perché pensaci, il corpo vuole, il cervello vuole che tu sia in una situazione di comfort e vuole che tu evada tutte le situazioni di allerta, di pericolo. Quando entriamo in quel pensiero di preoccupazione, di ansia, per il tuo cervello sei in una situazione di pericolo. Tu non vuoi rimanere in una situazione di pericolo, vuoi ritornare in una situazione di pace. Quello che dovremmo fare, quello che dovrei fare nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, è di entrare quanto più possibile in questo stato. Ci sono diversi fattori che ti fanno uscire da questo stato di pace, di ansia e di rilassatezza. Qualsiasi cosa succeda, tu hai a portata di mano il tuo corpo, che è la tua casa. Quindi puoi prenderti 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti nella tua giornata per compiere questi esercizi. Nel mio canale YouTube ne hai diversi. Se sei dentro questo il mio percorso che si chiama Neurobalance, ogni settimana hai degli esercizi che ti propongo e che ti danno un effetto incredibile nel lungo periodo. Ti prometto che se fai questi esercizi in modo consistente, però con una sensazione di pace, senza raggiungere e controllare il sintomo in alcun modo, ma semplicemente portandoti dei segnali di pace, i tuoi sintomi scompariranno perché sono sintomi nociplastici generati dal cervello. Non possiamo modificare il corpo se non modifichiamo il cervello. Ecco che questa è una pratica molto centrale, molto, molto importante del percorso Neurobalance che insegno ai miei clienti. Questo è tutto, buona pratica, puoi seguire questo esercizio quante volte vuoi al giorno, non c'è una tempistica che devi rispettare, ma più lo fai, meglio è. E ci vediamo al prossimo video.